allorché Roma ebbe la sorte d'aggiungere alle antiche sue glorie le moderne ed unire il sacerdozio all'impero, non vide mai la terra trono più eccelso, perché stese il suo dominio nel cielo. Ed allorché gli incliti supremi sacerdoti si diedero ad abbellirla, superarono con la grandiosità dei tempi, degli ospizi e dei palagi eretti per beneficio del pubblico e per sollievo dei poveri, le fabbriche dei suoi imperatori. Tal si fe conoscere per l'elevato suo genio e per il generoso suo cuore, affatto staccato da ogni interesse e da qualunque vanità mondana, il 12° grande Innocenzo, che innamorato sol dei suoi sudditi e tutto rivolto al lor bene, scelse fra gli altri Carlo Fontana per dare esecuzione a suoi magnanimi ed affettuosi pensieri. Da Bruciato, piccolo villaggio nella diocesi di Como, ove negli anni 1634 era nato, si trasferì già adulto in Roma con qualche pratica dell'architettura, siccome quasi tutti di quei dintorni, per essere dediti all'esercizio del muratore, sogliono averla. Stettevi qualche mese senza far nulla e solo si divertiva nell'andare osservando le fabbriche che vi si facevano, ed essendo le principali dirette dal Bernini, ed in quelle più che nell'altre trattenendosi, ebbe occasione, per non so qual differenza insorta tra capimastri, di trattare anche con lui. Quindi, seguitando a trattarvi e con maggior familiarità e confidenza, cominciò a servirlo in varie cose, e così ben lo serviva e sapeva approfittarsi dei suoi savi documenti che in poco tempo divenne uno dei suoi migliori scolari. Era piccolo di statura, anzi nero che olivastro di colore, tutto lena e tutto fuoco. Parlava bene, e meglio parlato avrebbe se men parlato avesse di sé e delle opere sue. Aveva grande inclinazione allo scrivere ed al dettare, e diverse cose compose e lasciò scritte, ed alcune anche in istampa. Né ometter voglio di rammentar quelle del Tempio Vaticano, di Montecitorio, dell'acqua di Bracciano, dell'inondazione del Tevere, delle acque correnti, della Toscana antica e condotto dell'acqua traiana, da che egli pretendeva d'essere assai versato nell'idragogia, nella meccanica, nella geometria, nella matematica ed in altre scienze.